Assonautica, Acque Interne Veneto Emilia. Allora, qui oggi allo Spazio Imprese della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo abbiamo ospitato un interessante dibattito che ci porta a scoprire un altro modo di vivere il rapporto con l'acqua, non solo quello del mare, ma anche quello della navigazione interna. Abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del presidente Toninato, che ci racconta quelle che sono le potenzialità sia per quanto riguarda l'ambito commerciale della navigazione interna, ma anche per quanto riguarda l'ambito turistico. Abbiamo affrontato varie tematiche, la necessità anche del dialogo tra le istituzioni e le imprese per creare una concertazione che sia a favore e a supporto delle attività, e quindi però adesso con lei vicepresidente Erasmo Bordin vorremmo affrontare magari un'iniziativa particolare che ci permetta di cogliere quello che è il valore di questo tipo di navigazione. Quindi le lascerei la parola per raccontarci dell'iniziativa Il Fiume di Mezzo e sull'importanza del turismo sostenibile e della coniugazione tra la navigazione e altre forme di mobilità che ci permettono anche di valorizzare i nostri territori. Sì, grazie. Sì, beh, l'incontro di questa mattina è stato molto utile, molto interessante, anche perché apre una panoramica nazionale e regionale che è molto importante, perché l'attenzione a questa nostra attività di promozione e poi lo sviluppo importante è quello di avere l'attenzione legislativa, le economie da parte degli enti pubblici. Ma tornando all'argomento del fiume di mezzo, della navigazione interna e la promozione che dal 2018 abbiamo intrapreso come Assonautica, Acque Interne Veneto ed Emilia, possiamo dire che i risultati sono evidenti di questa azione e sono evidenti soprattutto nel superamento per certi aspetti della fase promozionale, della fase sperimentale dei percorsi che abbiamo promosso dal 2018 a oggi: la via dell'archeologia, la via dei castelli, la via delle acque. Quindi questi argomenti che abbiamo trattato per diversi anni con le amministrazioni locali, con l'ente regione, oggi possiamo dire che hanno assunto una connotazione stabile. In pratica, un utente che vuole fare l'esperienza di navigazione sui nostri canali può utilizzare il sito Fiume di Mezzo e trovare delle date, delle proposte alle quali aderire e prenotare per poter fare questa esperienza diretta. E quindi diciamo che questo atteggiamento adesso supera la parte, come dicevo, sperimentale e comincia a diventare, connotare un servizio. Assonautica, quindi per quanto riguarda i privati, per quanto riguarda la promozione, ma Assonautica Acque Interne però pone la sua attenzione anche alle istituzioni, agli enti, alle associazioni di categoria con le quali continua ad avere un rapporto preferenziale per proporre a questi e agli associati di queste associazioni che sono sul territorio delle proposte di carattere turistico e di carattere anche di studio. Faccio l'esempio che oggi intanto noi siamo già in navigazione. In questo momento in cui stiamo parlando c'è un'esperienza in corso con un'associazione locale che sta svolgendo uno dei nostri percorsi, ma il giorno 6 giugno ci sarà un'ulteriore attività di navigazione e di studio in collaborazione con il CUR, con l'Università di Rovigo. E in questo caso la facoltà di sicurezza idraulica degli laureandi sarà portata a bordo della nostra imbarcazione e andremo a visitare e a illustrare anche l'importanza dell'infrastruttura idroviaria sulla quale noi navighiamo, il Fissero Tartaro Canal Bianco, che unito al fiume Po rappresenta un sistema fluvio-marittimo di notevole spessore e importanza, come diceva anche lei nell'introduzione, sia da un punto di vista turistico che commerciale. Quindi la presentazione a questi studenti di questo sistema determina la nostra promozione anche per dare proiezione futura a questa idrovia. Questa navigazione la faremo il giorno 6, portando i giovani laureandi a vedere la centrale di governo di tutte le conche a Camarella d'Adige, che è gestita da Infrastrutture Venete. Quindi
porteremo a visitare gli studenti proprio per toccare anche con mano e provare anche il governo delle conche, che è un'esperienza molto importante, che è già il terzo anno che facciamo. Quindi promuoviamo il sistema già ancora continuativamente con delle istituzioni, con gli enti, con le organizzazioni. E a proposito degli enti e delle organizzazioni, una nota che ci piace sottolineare è anche quella che siamo partiti con l'infrastruttura esistente, con gli approdi esistenti, che nel 2018 diciamo, erano un po' dalle amministrazioni comunali sottovalutate, abbandonate, poco guardate, perché le amministrazioni comunali non avevano un'attenzione particolare a questi attracchi che non erano utilizzati. Oggi possiamo dire che le amministrazioni tengono pulite, gestiscono e manutenzionano le conche, perché le nostre imbarcazioni le utilizzano. E soprattutto denotiamo che negli ultimi mesi sono state inaugurate 2 nuove conche di navigazione. Vuol dire che le amministrazioni comunali stanno apprezzando, diciamo, il lavoro di Astronautica Acque Interne, e questo determina un concreto valore aggiunto per la nostra idrovia. Quindi ci sono delle nuove conche e quelle che esistevano sono attenzionate, manutenzionate, pulite. Questo non è una cosa da poco. Allora, molto interessante questo spaccato, no? Perché ci fa capire come l'acqua, che da sempre è quell'elemento che crea unione, crea contatto e crea connessione, permette di mettere a sistema fattori ed enti istituzionali, enti di formazione, società private, proprio un veicolo e un volano promotore dell'economia, dello sviluppo alla scoperta del territorio. Noi la ringraziamo moltissimo per questo suo intervento. Invitiamo tutti pertanto gli utenti ad andare a scoprire quelle che sono le iniziative promosse da Astronautica Acque Interne Veneto Emilia